Avvio dell'anno scolastico, la Regione sta studiando di posticiparlo a fine settembre, la nuova data è attesa nelle prossime ore, intanto si accelera sui tamponi annunciando l'accesso libero ai Covid Point. Da domani dunque tamponi ad accesso libero nei Covid Point di Treviso, Altivole, Conegliano e Oderzo. Intanto l'ULSS contatterà gli organizzatori di Suoni di Marca per valutare l'effettuazione dei tamponi ai partecipanti. Tragico schianto nel primo pomeriggio a Pederobba, 63enne in sella, la moto perde il controllo e finisce contro un guardrail. L'uomo sbalzato sull'asfalto, feltrina bloccata. È stato arrestato il mandante del rogo che nel novembre scorso distrusse una carrozzeria di Treviso. Si tratta dell'ex genero del titolare, aveva architettato un piano per colpire l'intera famiglia. Domani a Pieve di Soligo l'ultimo saluto a Elisa Campeoli, uccisa a coltellate sul Piave. Previsto grande afflusso di persone, il comune ha attivato il COC, il parroco, la liturgia suggerita da un post della stessa Elisa. Annuale classifica del Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori. Zaia si conferma il presidente di regione più amato tra i sindaci. Mario Conte è 36esimo. Partirà da Piazza dei Signori la quarta edizione della Marca Classica, competizione di auto storiche che si svolgerà il 25 e 26 settembre, toccando 20 comuni e i luoghi caratteristici dell'area del Prosecco. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano di questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, l'annuncio, a dire il vero a sorpresa, del governatore Zaia che sta studiando proprio in questi minuti di posticipare l'avvio dell'anno scolastico con ogni probabilità a fine settembre. La nuova data dunque è attesa già nei prossimi minuti. Partiamo da qui. Abbiamo fatto una delibera aperta, adesso sto vedendo assieme all'assessore Donazzan, di identificare in giornata una data, diciamo, che potrebbe essere utile. Ho già un'idea in mente, ma non ve l'annuncio perché poi non vorrei scombinare tutti i piani di tutte le famiglie. Di certo che va verso fine settembre, non verso l'inizio di settembre. L'annuncio è arrivato quasi a sorpresa da Marghera e subito ha catalizzato l'attenzione di studenti, mondo della scuola e famiglie. Da anni si discute di posticipare l'avvio dell'anno scolastico, stavolta la strada sembra tracciata e segue di poche ore l'appello lanciato dai sindaci dei comuni del litorale veneto anche per dare ossigeno a una stagione turistica partita in ritardo. Questo non significa, chiarisce subito Zaia, che le scuole saranno chiuse. Ricordo alle mamme che adesso magari si alzano in piedi, sono preoccupate di voce, cosa facciamo, i figli eccetera, che a livello scolastico regionale, ringrazio anche la dottoressa Palumbo, è stata prevista la possibilità di entrare, proprio perché comunque abbiamo alle spalle un anno di DAD, più di un anno di DAD, di frequentare gli istituti per corsi di recupero, attività eccetera, quindi le scuole sono comunque aperte. Ma per una ripartenza effettiva dalla scuola al turismo serve accelerare sulle vaccinazioni. Non è solo una questione di disponibilità di vaccino, ma soprattutto di atteggiamenti. C'è un nuovo fenomeno, che molti cittadini hanno deciso di vaccinarsi, ma anche hanno deciso di procrastinare la vaccinazione all'autunno. Fenomeno che, ribadisce Zaia, non ha nessun fondamento scientifico, anche perché la copertura vaccinale effettiva si ha solo dopo 2 settimane dall'inoculazione della seconda dose. Altro fronte, quello della prevenzione tramite contact tracing, leggi tamponi. Attualmente se ne fanno 20.000 al giorno, ma l'obiettivo della regione è farne 30.000 per tenere a bada le varianti. Da qui la possibilità di rivolgersi ai Covid Point in forma libera. Sto facendo appello ai cittadini. Da domani possono tranquillamente andare in uno dei Covid Point con accesso diretto, senza ricette, senza niente, semplicemente per, come si può dire, a rispondere a una chiamata di popolo, perché noi abbiamo necessità di monitorare il grado di circolazione del virus. Restano poi le resistenze di sempre, con alcune punte di fantascienza, come chi crede che nel tampone ci sia un microchip. Qui la leggenda diventa cronaca. Vi posso garantire che, io ve lo dico, siamo in estate per una battuta, vi posso garantire che noi abbiamo avuto rifiuti al tampone per questo motivo. Anche a scuola, sì, col microchip da parte dei genitori.
Tanti e dunque i temi sensibili toccati oggi in conferenza stampa dal governatore Zaia. Di certo quello che più interessa in queste ore è quello relativo al rinvio dell'inizio dell'anno scolastico. A tal proposito c'è una nota di questi minuti di Palazzo Balbi che ribadisce la volontà politica del presidente Zaia di arrivare alla fine di settembre per l'avvio dell'anno scolastico. Il pomeriggio è trascorso con un lavoro di cesello da parte dell'assessore Donazzan con l'ufficio scolastico regionale per fissare la data. Lavoro non semplice perché coinvolge centinaia di migliaia di persone fra studenti, famiglie, professori, personale ATA e amministrativo. Nelle prossime ore ci saranno dunque aggiornamenti e novità. A tal proposito vi chiediamo di dire la vostra. Inizio anno scolastico a fine settembre, giusto? Questo il tema del sondaggio di questa sera di Ring. Se sì, è giusto, il numero è quello verde 0422 1626 691, se no non è giusto 0422 1626 690, il numero ovviamente è quello in rosso. La chiamata è totalmente gratuita. L'esito del sondaggio questa sera a Ring a partire dalle 21:15 in studio con Nicola Zanetti. L'altro tema, lo avete sentito da Zaia, è quello dell'accesso libero ai Covid point già nella giornata di domani per dare la caccia di fatto alla variante Delta. Da domani quindi cambiano le regole anche per i Covid point della Marca. Il punto. Caccia alla variante Delta, prima che dilaghi nella Marca bisogna arrivare a fare 5.000 tamponi al giorno. Per questo da domani l'accesso ai Covid point di Treviso, Altivole, Conegliano e Oderzo sarà libero. Chiunque voglia farsi un tampone, magari prima di partire per le ferie o di partecipare ad un evento, si potrà recare al Covid point dove gli verrà fatto gratuitamente il test. Non serve l'impegnativa del medico. L'ULSS sta contattando società sportive ma anche gli organizzatori di manifestazioni come Suoni di Marca. L'obiettivo è quello di far accedere agli eventi persone tamponate che quindi potranno anche cantare e stare senza mascherina in maggior tranquillità. Dateci una mano, è l'appello del direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Per individuare la variante e isolare i focolai dobbiamo fare tanti tamponi. La raccomandazione è ancora una volta a chi non abbia fatto il vaccino, soprattutto se ha più di 60 anni, di immunizzarsi quanto prima. Ed in queste settimane c'è anche un'altra questione che preoccupa ed è quella della carenza di personale nelle case di riposo. Da mesi i vertici delle RSA lanciano un grido d'allarme. Mancano infermieri, OS, ora anche medici e le strutture potrebbero non essere più in grado di garantire l'assistenza agli anziani. Il direttore dell'ULSS 2 propone di unificare il tavolo dei direttori delle strutture per affrontare un'emergenza che rischia di aggravarsi ulteriormente con la prossima sospensione del personale Novax. I numeri ancora non si conoscono, ma è fondamentale prevenire ulteriori carenze. Anche quest'anno il presidente Zaia si conferma il governatore più amato d'Italia. Il sondaggio è stato pubblicato oggi sul Sole 24 Ore. C'è anche la classifica dei sindaci più amati. Quello di Treviso, Mario Conte, è al 36esimo posto. Questo sondaggio io lo dedico tutta alla mia squadra, perché da solo non potrei far nulla, alla mia squadra di giunta, di consiglio e a tutti coloro che lavorano con noi. Io sono solo, come si può dire, ho solo la fortuna di essere sotto il riflettore a fare il portabandiera, perché è un lavoro di squadra questo. Con un 75% di consensi Luca Zaia si conferma anche per il 2021 il presidente di regione più amato d'Italia, secondo l'annuale sondaggio pubblicato sul Sole 24 Ore. E che il gradimento lo facciano le persone e non i partiti è confermato dallo scatto di Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna del PD, che scalza dal secondo posto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, a pari merito con il campano De Luca. Forse proprio la gestione della pandemia, secondo Zaia, ha premiato il Veneto. Invece i cittadini hanno capito che tu lo fai col cuore, fai per scelte da buon padre di famiglia che possono piacere o non piacere. Questa è la soddisfazione che ci vedo io sul sondaggio, no? Che dà anche il grado di maturità di chi ti valuta.
Tra i sindaci dei comuni capoluogo, se al primo posto c'è ancora Antonio De Caro, primo cittadino di Bari, è il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a balzare al secondo gradino del podio. Per trovare altri veneti bisogna scendere al 22esimo posto per trovare Jacopo Massaro di Belluno, 36esimo il sindaco di Treviso Mario Conte, guadagnando 1,5 punti, passando dal 54,5% dell'anno scorso al 56% dei consessi di quest'anno. 30 posizioni più in giù si piazzano al 66esimo posto il sindaco di Verona, Federico Sboarina, e Sergio Giordani, primo cittadino di Padova. 70esimo il vicentino Francesco Rucco, 81esima posizione per il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo. Irrompe la cronaca che ci porta a Pederobba, dove nel primo pomeriggio si è registrato uno schianto mortale. A perdere la vita un 63enne di Trebaseleghe. Il racconto di Luisa Bertini con immagini di Simone Merlo. Uno schianto mortale nel pomeriggio, poco dopo le 14 a Pederobba, lungo la strada regionale Feltrina, è costato la vita a Gianni Rosa, pensionato di 63 anni, nato a Venezia e residente nel Padovano a Trebaseleghe. L'uomo, dopo una curva, ha perso il controllo della moto, andando a schiantarsi contro il guardrail che lo ha fatto sbalzare in strada per svariati metri. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del SUEM per il Centauro, che nell'impatto ha perso il casco morendo sul colpo. Una tragedia che si aggiunge a distanza di 2 giorni ad un'altra tragedia per il territorio. L'incidente è avvenuto in corrispondenza dell'ex cementificio Rossi, nella zona dove il 2 luglio è annegato nelle acque del Piave il 54enne che si era gettato per salvare la figlia 13enne. È stato un fine settimana tragico per la nostra terra. Voglio fare le condoglianze innanzitutto alla famiglia del motociclista che oggi ha perso la vita in una strada che ha troppi mazzi di fiori ai bordi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montebelluna per gli accertamenti e per la gestione del traffico per le lunghe code causate dall'incidente. Strada non nuova, di incidenti legati all'alta velocità. È segnalata, ci sono cartelli ovunque, però viene scambiata per una pista da velocità, è inutile negarlo. Sono testimone diretto delle pattuglie della polizia, dei carabinieri che ogni giorno sono in quel tratto di strada là. Però evidentemente questo non basta e bisogna prendere dei provvedimenti seri e drastici, qualsiasi essi siano, dagli autovelox o quant'altro, perché non voglio più vittime in quel tratto di strada. Sempre per la cronaca è stato arrestato il mandante del rogo che nel novembre scorso distrusse una carrozzeria di Treviso. Si tratta dell'ex genero del titolare, alla base rancori personali e familiari. Alla fine il mandante era l'ex genero, 47enne, incensurato e autotrasportatore. È stato lui, per puro spirito di vendetta, ad architettare l'incendio della carrozzeria Roggia di via Postumi a Treviso. Nel farlo si è avvalso di 2 complici, entrambi veneziani, un uomo di 38 anni e un 72enne, ex della Mala del Brenta. Le fiamme avevano divorato l'attività, provocando oltre 650.000 euro di danni. Era il novembre del 2020 e su quell'episodio si erano allungate pesantissime ombre, come quella della criminalità organizzata. Eppure i motivi erano strettamente personali, anzi familiari. Un mosaico complesso ricostruito dopo mesi di indagini dagli investigatori della squadra mobile di Treviso, guidati da Immacolata Benvenuto. Dopo i 2 arresti dell'autunno sono state così emesse 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti del mandante, l'ex genero del titolare della carrozzeria per l'appunto, e i 2 complici. In cella anche un 57enne trevigiano incensurato, il quale avrebbe appoggiato il mandante come intermediario. Particolare più inquietante il fatto che l'ex genero non intendesse fermarsi. Lo stesso stava pianificando un nuovo atto intimidatorio nei confronti stavolta di ex moglie ed ex suocero, commissionando anche aggressioni fisiche. Gli uomini della squadra mobile, coordinati dalla procura, hanno evitato il peggio e che ai danni materiali si arrivasse a qualcosa di più serio. Domani alle 16 nel Duomo di Pieve di Soligo l'ultimo addio a Elisa Campeol, la giovane uccisa a coltellate sul Piave. È prevista una grandissima partecipazione all'ultimo saluto. Solo un attimo.
Andiamo avanti con la cronaca che ci porta a Treviso. Residenti soddisfatti e baristi tra via Roma e via Orioli sollevati dallo stop all'ordinanza anti-alcol. Bene gli effetti dell'ordinanza, adesso torniamo a lavorare. Vedo anche che via Orioli non c'è più gente ferma come una volta, insomma si passa tranquillamente a qualunque ora. Io credo che sia migliorata in base a quello che l'amministrazione ha fatto. A mio avviso è un fatto culturale, nel senso che al di là delle ordinanze o no bisognerebbe fare una grossa operazione di rieducazione, soprattutto dei giovani, ma non solo. La gente un po' fa sempre più fatica ad arrivare su questa zona qua della città, però comunque la zona è molto tranquilla e l'ordinanza forse ha fatto bene, almeno per il momento. Dopo speriamo che si riprenda anche un po' da lavorare. Commentano così gli effetti dell'ordinanza anti-alcol tra via Roma e via Orioli, i residenti e i baristi che possono tornare a lavorare dopo che l'amministrazione aveva imposto un mese fa il divieto di vendita di alcolici a partire dalle 14, dopo i diversi episodi di violenza e spaccio, oltre alla chiusura anticipata alle 19 per le attività commerciali dell'area. Ordinanza che l'amministrazione ha deciso di non rinnovare, mantenendola in vigore fino alla scadenza del 6 luglio, anche in virtù di un accordo con i titolari dei locali, bar e pub che hanno arruolato vigilantes per mantenere l'ordine all'interno dei propri spazi di competenza. No, abbiamo già un vigilantes che controlla la zona, che controlla il locale all'esterno. Dalle 18 del pomeriggio abbiamo una persona fissa fuori, insomma, che controlla un po' la zona. Quadrante che verrà comunque tenuto monitorato dall'amministrazione, che manterrà il presidio fisso della polizia locale. In piazza Borsa a Treviso nel tardo pomeriggio il sit-in di Fratelli d'Italia contro il DDL Zan. Sentiamo le parole del coordinatore regionale del partito di Meloni, Luca De Carlo. Perché voi di Fratelli d'Italia siete contrari a questo DDL Zan? Perché è una legge liberticida, di fatto vorrebbe tutti allineati sul pensiero unico, il loro pensiero unico, non ammette il dissenso, lo maschera da discriminazione nei confronti dei più deboli o dei socialmente diversi e di fatto invece discrimina quelli che la pensano diversamente da loro. Questa quindi non è una vostra manifestazione contro i gay? Ma assolutamente no, ma si figuri manifestazione contro i gay, è assolutamente, noi siamo contro ogni forma di discriminazione, lo siamo da sempre e non abbiamo bisogno di sancirlo in un decreto, che tra l'altro non è questo il motivo per il quale viene portato in discussione, se non proprio quello di limitare il dissenso, cioè di non far dire ad esempio che l'utero in affitto è un abominio assoluto. La Lega e Italia Viva stanno pensando a delle modifiche, a degli emendamenti per questa legge che comunque dovrebbe passare, voi invece siete proprio per bloccarla. Ma noi eravamo già alla Camera ci siamo schierati senza se e senza ma contro questa legge. Se poi i nostri amici di centrodestra come Forza Italia e la Lega riusciranno a farla cambiare, noi saremo al loro fianco in questa battaglia. Ma la via d'uscita è quella che in un momento di difficoltà come questo oggi dobbiamo occuparci delle cose come l'economia e come le persone realmente in sofferenza. Pensare a queste cose fortemente ideologicizzate e assolutamente simboliche non fa altro che distrarre dai veri problemi e soprattutto dalla loro soluzione. Dicevamo dei funerali di Elisa Campeol, domani l'ultimo addio al Duomo di Pieve di Soligo. Bandiera a mezz'asta e lutto cittadino. Pieve di Soligo si prepara a dare l'ultimo saluto ad Elisa Campeol, strappata ferocemente alla vita a 35 anni in quella che doveva essere una giornata di svago mentre prendeva il sole sul Piave. Un dramma che porterà moltissime persone a stringersi alla famiglia nel momento dell'ultimo saluto alle 16 nel Duomo cittadino. L'amministrazione ha appunto decretato il lutto cittadino, quindi avremo le bandiere listate a lutto abbassate. Abbiamo chiesto poi anche ai cittadini e ai negozianti di poter partecipare a questo momento durante le esequie nella maniera in cui riterranno, però con un segno di partecipazione e di vicinanza per questo grave dramma che ha coinvolto la famiglia di Elisa e anche quella della famiglia Biscaro. In vista del grande afflusso di persone previsto per il funerale, il Comune ha attivato il COC e la Protezione Civile. Sarà chiuso temporaneamente al traffico il tratto di via Sartori che costeggia il Duomo. Alle esequie hanno chiesto di partecipare anche molti sindaci del
territorio che vogliono manifestare così la vicinanza alla famiglia di Elisa. Una famiglia, dice il parroco Don Giuseppe, molto unita, e sono stati proprio la sorella e i cugini di Elisa a suggerire un pensiero che ispirerà la liturgia. Mi hanno detto una cosa molto bella. Mi hanno detto che Elisa proprio un mese fa ha messo su Facebook per gli amici la bella parabola che adopererò domani per il funerale: il grano e poi la zizzania, e la meraviglia di vedere questa zizzania che soffoca il grano, la sorpresa, ecco, di vedere, e la voglia di estirpare. E no, è detto nella parabola, alla fine verrà raccolto il buon grano e la zizzania verrà tolta. Allora, però adesso dobbiamo saper convivere anche con la zizzania, e quindi 2 volte l'ha messo questa parabola, quindi la adopereremo domani proprio per il funerale. Mi ha già preparato una mezza predica lei stessa. Ancora cronaca, subito dopo la pubblicità, fra poco. Ritorniamo in studio per parlare della Marca Classica, competizione di auto storiche che si svolgerà il 25 e 26 settembre, partirà da Piazza dei Signori e toccherà 20 comuni e luoghi caratteristici dell'area del Prosecco. Dalle Lambda del 29 alle Balilla, alle Fiat 1100 degli anni 50, alla gamma delle Lancia, tutte costruite entro il 1980, sono i gioielli che parteciperanno alla 4ª edizione della Marca Classica, la 12ª tappa del campionato italiano di regolarità per auto storiche. Questa 4ª edizione che si terrà il 25 e 26 settembre, sabato a Treviso in centro nel pomeriggio, e domenica partenza. Abbiamo appreso oggi dal sindaco, che era pure presente alla conferenza, ci ha garantito che la partenza verrà proprio da Piazza dei Signori, quindi un motivo d'orgoglio per noi, per il territorio, per la stessa amministrazione, perché gli equipaggi sono equipaggi che vengono da tutta Italia, ma non solo, anche dall'estero. Da Piazza dei Signori ai borghi, 20 i comuni della Marca coinvolti, da Asolo a Montebelluna, per attraversare le colline del Prosecco, assaporando tradizioni culturali e culinarie, sport e natura, a corollario dell'evento unico nel panorama nazionale. Questa è una manifestazione che ha degli obiettivi specifici, tra cui la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista turistico e dell'indotto economico, quindi abbiamo una concretezza che tocchiamo con mano. Quindi queste manifestazioni servono proprio all'Automobile Club per posizionarsi come volano per l'economia territoriale. L'obiettivo è quello di passare con precisione centesimale su dei punti di rilevamento con medie adeguate alle vetture storiche, strade strette e tortuose dove sia le caratteristiche tecniche delle auto sia le abilità dei conducenti saranno messe a dura prova. Questa è una gara valevole per il campionato italiano e pertanto vede arrivare nella provincia di Treviso tutti i migliori driver della nazione, e con essi le vetture storiche, pensiamo, per eccellenza. E a proposito di sport, è stata una grande giornata di triathlon, quella sul lago di Santa Maria Revinelago. Dopo 6 anni lo specchio d'acqua della località trevigiana ha accolto nuovamente i giovani atleti della spettacolare multidisciplina che unisce nuoto, ciclismo e corsa a piedi. Quasi 300 i partecipanti arrivati dal Triveneto ma anche dall'Italia centrale, in una giornata che ha regalato, oltre a rilevanti contenuti agonistici, le emozioni di una gara tutta per gli under 20. I piccoli triatleti dai 6 ai 19 anni hanno dato prova di grande spirito competitivo, ma soprattutto di grande rispetto per gli avversari. Andiamo adesso a Belluno. Nel Bellunese, dove sale a 12 il numero di giovani positivi al Covid-19 nel territorio del Feltrino, il focolaio che riguarda ragazzi residenti nei comuni di Feltre, Fonzaso e Pedavena è collegato ad eventi sportivo-sociali del 26 giugno scorso. Per effetto della nuova casistica, rende noto il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 Dolomiti, l'incidenza settimanale registrata in provincia è pari a 10,5 per 100.000 abitanti, di poco superiore all'incidenza nazionale che è di 9 su 100.000 abitanti. Ci sono poi i temi della cronaca sindacale, perché si susseguono gli incontri fra le organizzazioni sindacali di categoria, le istituzioni, il mondo politico, per dare una svolta alle crisi aziendali di ACC e Ideal Standard. C'è un tema molto
cogente, molto urgente, che è il prestito ponte per ACC. Ecco, qui bisogna spingere perché questo famoso decreto ministeriale venga finalmente approvato in via definitiva. Non si è ancora conclusa la via Crucis per ACC, si lavora ancora e si continuerà a farlo forse fino a settembre, ma il rilancio previsto attraverso il progetto Italcomp è finito in un cassetto e l'unica via perseguibile resta quella perorata dal ministro Giorgetti, che dal modello Corneliani, cioè dall'intervento di salvataggio esclusivo di un privato, non intende arretrare. Ufficialmente a metà giugno è partita la procedura di gara per la cessione dello stabilimento di Melle, che prevede in prima battuta la presentazione di manifestazioni di interesse. Il paradosso che si vive a Melle è la sintesi dell'assenza di una strategia complessiva e di un piano industriale per il Paese e in particolar modo per la provincia di Belluno, ha detto mercoledì scorso nel suo intervento alla Camera il deputato Roger De Menec. Ci sono tante crisi, abbiamo detto ACC, Dia Standard, potrei aggiungere anche altre aziende, ma soprattutto c'è da avere un'idea del futuro della manifattura nel Paese e in Italia. Io credo che non possiamo abbandonare le produzioni della manifattura. Nel breve termine è necessario dare una garanzia ai lavoratori che da troppo tempo vivono nell'incertezza. Il segretario generale della FIOM, Stefano Bona, l'ha ribadito questa mattina durante l'incontro con i vertici del PD, sollecitati a verificare anche la presenza del testo dell'articolo 37 scomparso dal decreto attuativo e non depositato alla Corte dei Conti. Non c'è più tempo da aspettare, anzi ne è passato già troppo e quindi noi ci siamo messi a disposizione con tutte le nostre competenze in campo, insomma, e quindi anche attraverso gli amministratori, i nostri consiglieri regionali e il nostro parlamentare, per riuscire ad arrivare ad un risultato appunto sia per i lavoratori in primis, ma proprio per il futuro dello sviluppo di questo comparto. Per farlo bisogna mettere le aziende nelle condizioni di funzionare e ognuno deve fare la propria parte. È chiaro che noi abbiamo una provincia che deve ripensare il modello di sviluppo, ma che non può pensare di abbandonare l'industria e la manifattura di fondovalle, come è stato nel passato dal Vajont in poi. Sicurezza, decoro urbano e viabilità provinciale. Il consigliere di Fratelli d'Italia Raffaella Damiano ha portato al prefetto di Belluno la voce dei cittadini e del suo partito. Contrasto alla microcriminalità che tuttavia non va sottovalutata e interventi mirati per rendere più razionale il traffico lungo le principali direttrici della provincia, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica. Fratelli d'Italia ha portato al prefetto di Belluno queste due tematiche fondamentali soprattutto per la qualità della vita della nostra comunità, spiega il consigliere comunale Raffaele Addamiano. I temi erano evidentemente molto importanti, sentiti dalla popolazione, perché oltre al sottoscritto dietro me sono tanti cittadini e il partito che ha sollecitato questa iniziativa. Il prefetto Savastano ha accolto con attenzione e scrupolo le richieste che saranno affrontate con azioni concertate e condivise con il territorio. C'è attenzione soprattutto nei confronti dei giovani protagonisti nelle ultime settimane di episodi di intemperanze. Per qualcuno il risultato causa-effetto del lungo periodo di restrizioni provocate dalla pandemia. Bisogna dare un segnale forte da parte delle istituzioni di comprensione, perché tutti noi abbiamo subito questo periodo tremendo e tuttavia questo non ci legittima a comportarci in maniera assolutamente sopra le righe. È importante che le istituzioni tutte diano un segnale di attenzione e comprensione, ma ritiene Addamiano anche di repressione. Perché la qualità della vita passa anche per una garanzia totale della sicurezza e delle nostre libertà. Sulla sicurezza e il degrado urbano, già lo scorso maggio Addamiano ha presentato un'interrogazione al Consiglio Comunale per chiedere un'implementazione del sistema di videosorveglianza e della presenza degli uomini della polizia locale. Il prefetto ha manifestato una grande sensibilità, intendendo anche egli di porre l'accento sul ruolo importante tanto dell'educazione ma anche quello del ruolo dei vigili urbani, che insieme alle altre forze di polizia che fanno un lavoro encomiabile devono manifestare a contatto col cittadino per il cittadino stesso. C'è un aggiornamento dell'ultima ora che riguarda la tematica con cui abbiamo aperto questo telegiornale, ovvero il posticipo, il rinvio dell'anno scolastico in Veneto. Fonti di Palazzo Balbi fanno sapere che è ancora in corso il lavoro di definizione della DGR che rimodula, nel senso indicato oggi dal Presidente Zaia, il calendario scolastico regionale. La nuova data di inizio delle attività didattiche in Veneto sarà resa nota domani, quindi domani e non in serata come precedentemente detto anche da Palazzo Balbi, dal Presidente nel corso della conferenza stampa sulla situazione Covid, peraltro già in programma e che ovviamente come sempre la nostra emittente trasmetterà in diretta. Quindi domani alle 12:30 sapremo la nuova data dell'inizio dell'anno scolastico in Veneto. In ultimissima battuta
vi ricordo gli ospiti di Ring questa sera in studio con Nicola Zanetti, Alex Bazzaro della Lega, Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle, Lucrezia Favaro di Fratelli d'Italia, Stefano Pelloni del Partito Democratico. Ring quindi questa sera alle 21:15 su Antenna 3. Non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora da Belluno e Treviso e quindi tutto, ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. Nuova rimonta dell'anticiclone africano che torna ad essere protagonista sul nostro territorio con sole e tanto caldo. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 6 luglio. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione buona ed in effetti sarà una bella giornata di sole. Il cielo si presenterà sereno, salvo per qualche temporaneo annuvolamento, più che altro in montagna, ma del tutto innocuo. Uno sguardo anche alle temperature che saranno in aumento, minime tra 15 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 28 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo poche novità. Anche qui ampio soleggiamento, cielo terso e limpido un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 29-32 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, anche qui tanto sole e nessuna pioggia in giornata. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime infine sui 33 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.